L'emergenza centro storico di Agrigento è in corso di attenzione da parte del governo regionale. Il presidente Raffaele Lombardo, nella sua recente tappa in città, è intervenuto sui problemi e disagi che affliggono i residenti della zona più antica di Agrigento ed ha promesso anche l'impegno finanziario per riqualificare il centro storico. Non si deve intervenire sulla struttura, ma semmai sulle cause che producono la frana. E certamente le cause sono relative a movimenti del sottosuolo, sarà la calcarenite che scivola sull'argilla, le infiltrazioni d'acqua e quant'altro. E allora intanto curiamo il male, poi i sintomi. E allora curare il male vuol dire fare le verifiche, le indagini che grazie a Dio si stanno facendo. In 6 mesi la Protezione Civile sta monitorando varie parti del suolo, perché poi vedete questa frana riguarda tutto il pendio che guarda a nord di Agrigento, tutto quello che c'è, come dire, a sinistra della cattedrale, se uno guarda la facciata della cattedrale, per una lunghezza di almeno 1 chilometro, 1,5 chilometri. Intervenire sul sottosuolo, consolidarlo e poi dopo, una volta per tutte, aggiustare la struttura con quegli accorgimenti che tante volte sono stati adottati, ma che se si adottano solo quelli non si risolve mai il problema. Nel frattempo vi è da recuperare il palazzo Lo Iacono Maraventano, poi bisogna mettere in sicurezza l'area circostante. La Regione è pronta a fare la sua parte, assicura Lombardo, per dare risposte alle aspettative degli agrigentini. Piuttosto che parlare di fumoserie varie, io ho fatto precedere questo incontro da una visita che molto riservatamente ho voluto fare al centro storico e a tutta l'area della frana, a cominciare dalla Curia per poi passare in cattedrale, uscire nello spazio antistante, rendermi conto di questa frana e degli effetti che periodicamente la frana produce. Dopodiché stavolta l'approccio che la Protezione Civile, la Regione, ma credo anche la Curia per quanto di sua competenza, comunque le istituzioni competenti, l'approccio che dovranno dare sarà diverso. Una volta che si verifica che dal 1000 circa, 1100 d.C. fino ad oggi si sono fatti 30 o più interventi a seguito di frane, ma su che cosa? Sulla struttura. Sarebbe come se c'è una ferita, piuttosto che andare a capire quali sono le cause della ferita, metterci sopra il rossetto se si tratta di una donna.